Un patto per il Veneto 2020, quando ci sarà da vincere una sfida ben più cruciale della sfumata candidatura alle Olimpiadi del 2020, appunto, il rilancio dell'economia di una regione che dall'inizio della crisi ha registrato la perdita di 80.000 posti di lavoro e che tuttora vede 150.000 persone alla ricerca di un impiego, mentre la disoccupazione giovanile incalza con un senza lavoro e 2 precari ogni 4 under 30. Per la prima volta in Veneto tutti si stringono attorno a un patto, il che vuol dire risorse, problemi e soluzioni. L'accordo prevede di movimentare nel giro di un anno 1,2 miliardi di euro, fra cui 10 milioni per il turismo sostenibile, 16 per la ricerca e l'innovazione, 30 per il reinserimento dei cassi integrati, 50 per l'ammodernamento della rete infrastrutturale. Al governo chiedo di mettere sul tavolo una maggiore equità e soprattutto in questo momento per le imprese dobbiamo rimettere le imprese nelle condizioni di avere i soldi che servono per fare il lavoro di tutti i giorni. Dei sindacati però solo la CISL ha sottoscritto l'intesa. Io sono sicura che ci ritroveremo a lavorare insieme magari un po' più avanti. L'unica cosa certa è che la pazienza è tanta e anche la disponibilità, ma non la disponibilità da parte della mia organizzazione a restare fermi. Assenti invece sia la UIL che la CGIL. Non si fanno, gli accordi solo per mettere in fila delle parole, bisogna mettere in fila delle scelte, delle risposte, delle decisioni. Ma il modello, secondo la Regione, può essere replicato anche a Roma. Qui tutti gli interlocutori del territorio, pressoché tutti, firmano e danno la volontà di essere a fianco alla Regione. Non accade purtroppo così a livello nazionale.